Il GIP del Tribunale di Oristano, col parere favorevole del PM, ha revocato gli arresti domiciliari per Dodore Meloni, che potrà così attendere da uomo libero gli sviluppi della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. L'abbiamo raggiunto nella sua casa di Terralba, sentiamo che cosa ci ha detto. Adesso attenderà da uomo libero gli sviluppi della vicenda giudiziaria? Beh, certo, come io affronto sempre le cose giudiziarie, perché è nel nostro concetto dell'indipendentista di accettare sempre le regole del gioco. Un indipendentista è istituzionale, non può andare contro le istituzioni. E poi, come ho sempre detto, che la giustizia alla fine c'è sempre gente che usa la saggezza. Perché io detenuto non ci facevo nulla, perché ci sarà sempre il tempo, no? di fare i processi. Se sarò condannato sconterò quello che devo scontare, come ho scontato gli altri 9 anni e 3 mesi che mi hanno dato per il complotto separatista. Non ho più di queste problematiche. C'è un provvedimento che accompagna la scarcerazione, quello del divieto di occuparsi delle questioni amministrative delle società. È normale, perché io il giorno che sono stato arrestato, alle ore 8:33, come sono arrivato al comando della Guardia di Finanza, ho subito dato le dimissioni di ogni carica societaria che ci avevo. La battaglia per l'indipendenza prosegue, lo sciopero della fame finisce qui? Devo ricominciare piano piano, qualcosa di leggero, o forse mi farò prestare a qualcosa da mio nipotino, da Christian, qualche omogeneizzato plasmo, nippio, non lo so, qualcosa del genere. L'importante è che ricominci. Grazie.